Eccoci qua, siamo nei vigneti sopra Levico Terme della cantina romanese. Sono qua con Giorgio, che è il produttore. Buongiorno wine lovers, questa mattina è abbastanza fresco in montagna, siamo andati a -6 questa notte, però le vigne non soffrono perché sono abituate al terroir di montagna. Ecco, qui siamo sotto le pendici del Lago Rai, siamo quasi in un posto in alto nella Valsugana, molto panoramico, a 600 metri, vero? A 600 metri di altitudine qua abbiamo il nostro Chardonnay di montagna da cui otteniamo i nostri Trento DOC, rese molto basse per ettaro, siamo intorno ai 60 quintali per ettaro e siamo nel Trentino orientale, Levico Terme, perla della Valsugana. Terme. Sì, terme perché c'è la fonte termale da sempre. Eh, Qua era Austria prima della prima guerra mondiale, quindi diciamo un po' la nobiltà viennese veniva qua a fare le cure termali. Ok. E gli dona delle caratteristiche un po' particolari anche ai terreni, queste sorgenti termali. Gli donano questi sentori che ritroviamo nei nostri vini, che sono anche di erbe aromatiche, erbe officinali, menta, melissa, anche sulle nostre varietà diciamo più aromatiche, e zona estremamente vocata per la produzione a base spumante. In questo caso noi avendo Chardonnay facciamo 100% Chardonnay, i nostri cugini d'Oltralpe lo chiamerebbero Blanc de Blanc. E noi avendo una piccola produzione abbiamo deciso di puntare sulla qualità e fare solo spumanti e riserva, quindi un minimo di permanenza sui lieviti di oltre 36 mesi. E poi so che una delle vostre prerogative è anche quello di fare l'affinamento, diciamo, si può dire, di un metodo classico Sì, Chardonnay sempre, certo. che si chiama Lago Rai, nel lago di Levico. Dici bene Luigi, abbiamo iniziato questo progetto un po' ambizioso ormai 10 anni or sono, siamo stati fra i pionieri diciamo, dell'affinamento subacqueo in Italia, tecnica ancora molto rara al mondo, e posizioniamo le bottiglie in delle gabbie di acciaio che contengono 500 bottiglie l'una, le caliamo a oltre 20 metri di profondità nei fondali del lago di Levico, questo lago alpino di montagna, dove abbiamo trovato le condizioni ottimali e che ci servivano per l'affinamento di questa tipologia di vino. Perché normalmente, per chi non è al corrente, diciamo che l'invecchiamento del metodo classico ha bisogno di alcune caratteristiche ambientali, come può essere l'umidità, la temperatura e l'oscurità, e tutte queste caratteristiche si trovano ovviamente anche all'interno del lago o del mare in altri casi, però qui si aggiunge anche il discorso della pressione, quindi l'anidride carbonica rimane più pressata per via che siamo sotto Sì. acqua, e quindi diciamo che ha anche più protezione. Il vino ha è più stabile anche nel tempo, no? Allora, diciamo le caratteristiche più macroscopiche che gli dona, diciamo, questo invecchiamento, come dicevi bene, abbiamo notato una finezza, una cremosità nella tessitura, insomma, del perlage, oltre che le temperature basse, più basse rispetto a una cantina tradizionale, gli donano anche un'evoluzione aromatica differente rispetto, diciamo, all'affinamento tradizionale. Una cosa che ci tengo di dire è il fatto che era un modo anche, abbiamo avuto grandi soddisfazioni sia dal punto di vista tecnico, ma era anche un modo per legare la nostra natura, l'agricoltura alla nostra natura, diciamo un prodotto che, siccome il vino è il riassunto del territorio, anche la fase di affinamento doveva essere un po' plasmata, diciamo, dal nostro terroir, dalla nostra natura. Ecco, e poi so che voi fate anche un rosso che si chiama Rebo Trentino, Sì,
che sarebbe un incrocio Rigotti, Rebo Rigotti. Sì, prende il nome diciamo dall'agronomo che intorno agli anni 50 incrociò una varietà autoctona trentina che è il Teroldegon, incrociandola diciamo con una varietà più internazionale che era il Merlot, questo per consentire diciamo di piantare e coltivare e produrre un buon rosso anche a una certa altitudine. Diciamo è più precoce la maturazione rispetto al Teroldego, quindi si riesce a portare a completa maturazione anche alle nostre altitudini e fare un buon vino rosso anche qua. Ecco, e poi completiamo, abbiamo delle Chardonnay e il Müller-Thurgau Certo. in gamma. Noi siamo molto soddisfatti anche del nostro Müller-Thurgau che uscirà a maggio, quindi state sintonizzati e ci dà grandi soddisfazioni perché anche l'anno scorso abbiamo guadagnato la medaglia d'oro al concorso internazionale dei Müller-Thurgau e ci dà diciamo anche lo spirito per continuare diciamo nel progetto della Müller-Thurgau. Va bene, io ringrazio Giorgio e continuo a guardare i vigneti, a fare una passeggiata Sì. e ci vediamo davanti a un calice sicuramente. Ciao!